Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Lunedì 4 maggio, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari a Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa CUS? È il programma che per 25 minuti circa vi porta nel mondo del centro universitario sportivo di Cagliari, quindi nel mondo del CUS Cagliari, nelle sue sedi, quindi nel suo cuore pulsante di Saduchessa, nel centro sportivo Molentargius Saline a Quartu, nel polo sportivo universitario di Monserrato e nel polo nautico di Via dei Calafati, quindi nella casa del settore canoa. Come sempre vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Instagram. Se non l'avete ancora fatto, cliccate il segui per stare sempre aggiornati su quelle che sono le attività della nostra società sportiva. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo del volley giovanile, poi andremo a raccontarvi quello che è successo nel fine settimana sportivo e anche la prima gara del nostro settore triathlon per quest'anno, e poi andremo a parlare di quella che è la collaborazione tra il CUS Cagliari e la facoltà di scienze motorie, e non solo, perché insomma sono tante poi le iniziative di cui parleremo nella seconda parte del nostro programma. Io saluto Federico Deiana. Ciao Federico, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Parliamo di volley giovanili. Noi abbiamo annunciato anche la presenza del buon Francesco Mameli, ma in realtà non c'era nei nostri programmi, diciamo, ecco, capita ogni tanto di annunciare ospiti che non ci sono, però diciamo anche che recupereremo con Francesco e con i giovani del volley poi nelle prossime settimane. In realtà Federico è una parte importante dell'Under 19 che ha vinto la squadra, insomma, il titolo regionale, e possiamo già iniziare a vedere un po' di immagini, caro Giuseppe Valdes, in regia. Sono le foto che scorrono e che ci raccontano la vittoria dell'Under 19 della settimana scorsa. Non hai giocato perché insomma sei un po' più leggermente over del 19, però insomma sei allenatore insieme al buon Luca Melis. Intanto ti chiedo un po' se questo è un finale che vi aspettavate. Allora, noi siamo partiti con l'idea da inizio anno con la 19 insieme agli altri gruppi di arrivare alle fasi regionali e arrivando alle fasi regionali l'obiettivo è diventato sicuramente quello di arrivare a staccare il biglietto per le fasi nazionali, a cui appunto parteciperemo prossima settimana. Ricordiamo tra l'altro la finale contro la GS Aquila, se non sbaglio. Tra l'altro insomma questa sfida tra CUS e GS Aquila si ripete anche in altre categorie, ne parleremo poi durante la puntata. Di solito insomma io chiedo sempre agli ospiti come è iniziata la loro passione per lo sport, che abbiamo iniziato direttamente sulla stagione. Torniamo un pochettino indietro. Tu come hai iniziato con la pallavolo? Io ho iniziato un po' per caso, tramite amicizia dei miei genitori. Ho iniziato all'Ermea a Olbia e da lì non ho più smesso. Tu sei della parte alta della Io sono Sardegna, ok. Quindi Ermea Olbia, poi Time Out. Poi time out con una parentesi, l'ultimo mio anno a Olbia prima appunto di venire qua al CUS alla pallavolo Olbia. E quindi insomma è tutta diciamo nella parte alta della nostra isola. Poi appunto sei arrivato qui al CUS, segui come giovanili, se non sbaglio, under 15, 17, 19, sì. E poi in una serie di concatenazioni di squadre, se non sbaglio, insomma alla 15 gioca prima divisione. Raccontaci bene come funziona. Abbiamo deciso di portare alcuni ragazzi della 17 e alcuni della 15 in prima divisione, che è un campionato che abbiamo pensato per poter fare più esperienza appunto a tutti i nostri ragazzi che hanno decisamente bisogno di giocare più partite possibili. E questo intreccio si propone anche con la Serie D. Molti ragazzi della Serie D fanno dall'Under 17 principalmente all'Under 19, con alcuni anche extra under che danno sicuramente una grande mano che hanno dato sicuramente una grande mano per la conquista del titolo. Infatti una delle cose insomma dell'ultimo fine settimana, cioè del fine settimana che è passato, o meglio non questo, domenica prima, è appunto, oltre alla vittoria del 19, è la promozione in Serie C della nostra Serie D. Qui vediamo adesso un po' il carosello Youth, come lo chiamiamo noi, insomma, che è un po' l'appuntamento che ogni martedì ci permette di raccontare quelle che sono le giovanili del volley, ma anche del calcio a 5, del
del basket, insomma, della scherma, del tennis, ecco, tutte le giovanili hanno uno spazio ad hoc, diciamo in leggera differita rispetto a quelle che sono le gare giocate dai nostri ragazzi, però ci permette, ecco, di andare a vedere le facce e i volti dei nostri ragazzi. Una delle curiosità, delle particolarità in realtà del settore volley è il fatto che ci sia un nucleo centrale, un po' come accade anche nell'Hockey su Prato, adesso vado a memoria, che ha permesso poi ai ragazzi di partire, diciamo, dall'Under 15, dall'Under 17 e andare sempre più avanti. Il buon Mameli sarebbe, insomma, stato qua a raccontarci la sua crescita, ma Andrea Pianta, Giuseppe Sanna e insomma alcuni altri giocatori sono quelli che sono partiti dalle under per poi arrivare in questo caso nella Serie C, ma anche in altre categorie. Quanto conta avere un gruppo così formato? Avere un gruppo così formato nel lungo periodo è molto importante, specialmente perché la pallavolo non è uno sport su cui tu puoi lavorare nel breve periodo. Ogni categoria inizia a sperimentare anno dopo anno nuove cose. Loro appunto sono riusciti, grazie a caratteristiche fisiche, tecniche, anche mentali, ad arrivare a giocare e giocarsi il posto in categorie come la Serie C. Un Giuseppe Sanna è arrivato anche a partito da, mi sembra, l'Under 15 qua, Giuseppe credo sia da prima di me. Sì, sì. È arrivato anche a fare un esordio in Serie A, se non mi sbaglio, quindi comunque un grande successo oltre che per il ragazzo, anche per tutto il settore giovanile. Tra gli altri giocatori, insomma, che giocano nella giovanile e poi giocano nelle squadre più alte, c'è il buon Sanna, libero, che ha giocato quest'anno in Serie A3, era riserva Piludu, chiedo scusa, no, scusatemi, giusto, Piludu, però era lui, avevo in testa, diciamo, nella mia mente la sua faccia. Piludu, appunto, libero, che diciamo un po' la riserva di basso, quindi insomma tra i giocatori più importanti. Diamo un'occhiata un po' a quelli che sono i titoli di quest'anno. La femminile ha vinto il campionato Under 18 provinciale, la maschile invece Under 13 regionali e provinciali, regionali ieri se non sbaglio. Regionale ieri, sì. L'Under 15 invece si giocherà il titolo regionale la settimana prossima. Il 17 ha vinto il provinciale, il quarto posto nella regionale, e poi il 19, di cui abbiamo parlato prima poco fa, titolo provinciale e regionale. A te che, diciamo, segui la squadra Under 19 insieme a Luca Melis, come dicevamo prima, capita poi di giocare però in Serie C con i giocatori che in realtà tu alleni più o meno, alcuni di questi che sono quelli che abbiamo nominato. Qual è il rapporto, diciamo, tra giocatore, allenatore, come funziona? È un rapporto, all'inizio per me è stato molto particolare, nel senso è strano avere così pochi anni di differenza con ragazzi che vedi prima come compagni di squadra e poi come atleti da allenare, però il rapporto non è mai scaduto in niente di rispettoso o quant'altro, e mi sono trovato bene nonostante avessi qualche dubbio, sarò sincero, all'inizio. Quindi diciamo, però hai trovato il tuo equilibrio, avete trovato il vostro equilibrio, e questo è fondamentale. Mentre vediamo un po', insomma, andiamo a vedere il contributo numero 3, che riguarda la C maschile, quindi la squadra di cui abbiamo appena parlato. Arrivate dalla vittoria contro la Pallavolo 10, vi portate alla finale promozione contro la Time Out Olbia. Squadra che insomma tu conosci bene perché arrivi da lì, da quelle parti, quindi diciamo che emotivamente questa è la partita più complicata. Sì, per me è un ritorno a casa, possiamo chiamarlo così. Sarà molto bello vedere giocatori con cui ho condiviso tante esperienze durante le giovanili e durante i campionati di serie, e sarà sicuramente una bellissima partita. Mentre voi insomma vi giocherete appunto la qualificazione per cioè siete già in finale regionale, quindi la promozione. Un'altra squadra, che è la C femminile, che andiamo a vedere adesso nel video successivo, è a un passo dalla promozione in Serie B, quindi in Serie B nazionale, squadra insomma che ha Simona Gioli ma anche altre giocatrici molto interessanti, molto importanti in questa stagione. Ha vinto per 3-7-1 contro la GSA,
Aquila. Entrambe le squadre arrivavano nella gara insomma finale senza sconfitte, quindi insomma una partita che è importante, un girone e una dell'altra, e poi il prossimo appuntamento appunto sarà in casa, o meglio in trasferta, sabato 17 al Pala Longino, proprio contro la GS Aquila appunto. È ovvio insomma che forse l'obiettivo è quello di arrivare per te, immagino, in Serie A3. L'hai mai sognata la Serie A3, di la verità? Beh sì, è un qualcosa che qualsiasi giocatore che fa questo sport a livello agonistico sogna, e sicuramente sarebbe un grandissimo traguardo per chiunque la possa raggiungere. Anche perché appunto diciamo prima sono tanti giovani che hanno fatto un po' qualche minuto, qualche gara, e ovviamente si parte dalla Serie C per poi arrivare si parte dalle under per poi arrivare alle categorie più importanti. Andiamo a vedere, caro Giuseppe, il video numero 5 che ci porta dentro il Sardinia Volley Camp, quindi dove si arriva alla pagina dedicata al Sardinia Volley Camp. La pagina è quella insomma è scritto cuscagliari.it, Mondo Cus, e poi si entra in quello che è il mondo del camp, tra i docenti, possiamo chiamare così, i giocatori protagonisti, Ivan Zaitsev, Michele Baranovic, Francesco Bilibanti, Iori Russini e tanti altri che insomma parteciperanno a questo camp, che inizierà lunedì 29 giugno e si concluderà venerdì 5 luglio in quel del Cus Cagliari, un altro degli appuntamenti importanti finita la stagione. I tuoi obiettivi per, diciamo, il futuro, nel senso, adesso abbiamo accennato così la 3, però insomma, cosa vuoi fare da grande? Ti piace questo ruolo da allenatore? Sì, mi piace molto seguire le giovanili, mi piacerebbe rimanere altri anni sicuramente qua al CUS ad allenare, oltre che a giocare. Mi trovo molto bene nel rapporto che ho da allenatore con Luca Melis, mi piacerebbe continuare ad affiancarlo. Ma non mi dispiacerebbe anche iniziare a seguire qualche gruppo come primo allenatore sicuramente. Quindi la domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti quando chiudiamo le interviste: che cos'è per te il Cus Cagliari? Il CUS l'ho sempre definito un ecosistema, è un ambiente a sé stante in cui ci sono delle regole molto particolari tutte sue e in cui io mi sono sempre trovato benissimo. All'inizio pensavo fosse una cosa negativa, invece no, diciamo che è una cosa perché decisamente... devo essere, in questi anni ecosistema non me l'ha mai successo, però in realtà è comunque una visione particolare, e poi è vero appunto è un ecosistema, diciamo che chi poi entra da lì, poi insomma chi fa giovanili e fa prime squadre capisce che si entra diciamo alle 15, si esce alle 22, 23 barra anche più tardi, Anche quindi più tardi. ecco insomma è proprio un vero e proprio ecosistema, come dicevi prima. Grazie a Federico Deiana, giocatore della Serie C ma anche tecnico delle nostre giovanili. Grazie Speriamo a voi. insomma di incontrarci nelle prossime settimane, anche perché Casa Cus va avanti fino a Teneica e poi continuerà per qualche altra settimana, per cui ecco sarà l'occasione anche per voi di tornare. Grazie mille. Andiamo a vedere, caro Giuseppe Valdesse, come sono andate le nostre squadre in questo fine settimana. Abbiamo già detto della playoff della Serie C femminile, quindi gara 1 vinta dal Cus Cagliari femminile contro la GS Aquila per 3-1, detto anche del playoff maschile in Serie C contro la Pallavolo Decimomanno per 3-0, poi la vittoria della DR2 maschile di basket contro Basket Iglesias per 86-42, e poi le due vittorie del tennis, sia la D1 maschile contro il TC Porto Torres per 6-0, sia la D3 contro l'Easy Tennis A per 3-1 questa volta, e poi la vittoria esterna, importante vittoria esterna per i nostri ragazzi della A1 maschile di hockey su prato contro il CUS Padova in questo derby dei CUS. Noi tra poco ci colleghiamo telefonicamente, speriamo di poter raggiungere con il nostro Roberto Zorcolo, perché insomma inizia anche la stagione del triathlon. In attesa di vedere il nostro Roberto, caro Giuseppe, presentiamo la nostra ospite che è già arrivata qua, quindi la professoressa Miosotis Massida, bentornata. Grazie, buonasera a tutti. Con te insomma e con lei parleremo di quelli che sono i progetti che riguardano il CUS Cagliari e la facoltà di scienze motorie, ma prima di fare questo, cara professoressa, andiamo a parlare con chi in effetti poi di sport, di quello vero, di quei tre sport se ne intende. Roberto Zorcolo, bentornato Roberto.
Ciao a tutti, ciao. Adesso Roby, il podcast che mi hai mandato questa mattina con 2 minuti e 56 di messaggio audio in cui mi raccontavi com'è nata la gara di triathlon, raccontiamolo un'altra volta. Ok, va benissimo. Prima di tutto ciao a tutti i radioascoltatori e gli amici di Casa Coste. Allora, abbiamo parlato del triathlon che si è svolto a Chia. Giusto? Sì, credo di sì. È la prima gara di quest'anno del settore triathlon, possiamo dire anche così, no? Possiamo dire anche così, una gara direi magari per il giorno, perché il 1° maggio, non lo so, forse non conoscono le nostre tradizioni, di conseguenza hanno imbarcato questa gara in questa data e sicuramente ha penalizzato quelli che comunque invece alle tradizioni sarde non possono mancare, quindi l'affluenza non è stata propriamente delle migliori, però è stata comunque una gara partecipata dai team sardi, una gara molto difficile perché c'era molto mare, molto vento, quindi Chia che ci devi andare preparato perché altrimenti non ti regala nulla. Per quanto riguarda le prestazioni anche dei ragazzi, ci sono stati tanti atleti che hanno esordito, atleti anche del reparto del CUS che sono riusciti anche a centrare il podio di categoria e niente, quindi è stata una bella gara anche dal punto di vista emotivo, perché ci sono state anche alcune situazioni di atleti che arrivavano da condizioni non ottimali, ma non ottimali nel senso che queste condizioni se le trascinavano per anni, quindi ci sono state anche delle belle storie che comunque sono stati vissuti all'interno del circuito. Poi se posso Ci permettermi, dici, vai pure, vai. ti faccio alcuni nomi di quelli che hanno vinto, i soliti Rato Marco, Caponi Filippo, Zorcolo Nicola, Zorcolo omonimo però quello forte, non il Zorcolo che conosciamo e che conoscete, e poi invece nel reparto femminile, sempre olimpico, c'è stata Cacina Elena, Cambuzza Manuela, Fogarolli Angela, e poi per lo sprint soliti Cossu, Sebastian, Schiavino Andrea, Mocci Ascanio, non propriamente in questo ordine. Poi se non ricordo male anche sullo sprint femminile, sempre Asuni Alice, e poi chi c'era, forse Piera Cilisio, insomma diciamo che c'è stato, e anche Ligas, c'è stato un bel movimento dei soliti, tra virgolette, perché ormai noi cresciamo, il reparto dei ragazzi viene fuori e quindi di conseguenza i nomi giustamente cambiano. Ripeto, bella prestazione degli atleti del CUS, dei nostri atleti, begli esordi e tante belle emozioni. Va bene, grazie mille Roberto Zorcolo per averci raccontato questa prima gara del settore triathlon. Grazie Roberto. Un abbraccione, grazie a voi. E buon allenamento, visto che insomma adesso iniziano i corsi nel centro sportivo Molentargius Saline. Professoressa Massidda, torno da lei perché andiamo a raccontare un po' quella che è la collaborazione tra il CUS Cagliari e la facoltà di scienze motorie. La prima cosa che si nota per chi arriva al CUS durante la mattinata sono i gruppi di studenti che si studiano in realtà e si allenano nei campi del CUS Cagliari. Collaborazione che insomma continua da diversi anni. Esatto. Grazie a questa collaborazione abbiamo la possibilità di attuare tutta una serie di laboratori pratici che fanno parte del piano di studi di scienze motorie, quindi abbiamo tantissimi insegnamenti, si va dalla pallavolo alla pallacanestro, al calcio, tennis. Al tennis, esattamente, al tennis, quindi diciamo che il CUS soddisfa appieno tutte le esigenze del corso di laurea, avendo chiaramente tutte le strutture di cui necessitiamo, ecco, quindi
Quando parliamo di collaborazione CUS Scienze Motorie parliamo anche della collaborazione che arriva dai tecnici del CUS Cagliari, che appunto partecipano diciamo come insegnanti in questa parte pratica. Dicevo tennis perché insomma mi viene in mente il buon Michele Petruzzo, che ha sempre a che fare con i tennisti, alcuni bravi, alcuni non proprio, però insomma è quello che diciamo riusciamo a vedere con un po' più di praticità dal nostro ufficio. Collaborazione che in realtà prosegue anche in quelli che sono due progetti importanti. Un progetto che diciamo si sta andando a consolidare anno dopo anno, e possiamo andare a vedere quello che diciamo è il video di lancio che avete realizzato quest'anno su Unica Sport Science. Edizione importante, insomma, che prosegue, no, in questo cammino di scienza e di sport. Assolutamente sì, questo è un congresso che ormai è giunto alla quinta edizione, che coinvolge ormai tantissimi paesi intorno al mondo. Abbiamo rappresentanza di giapponesi, australiani, americani, quindi ogni anno diciamo che il numero di paesi coinvolti aumenta sempre di più, così come aumenta chiaramente il contributo dei ricercatori e degli scienziati di fama mondiale che partecipano a questo congresso. Il focus di quest'anno è Exercise as Medicine, quindi l'esercizio fisico come medicina, e quindi diciamo che cerchiamo di valorizzare anche il territorio e l'attività motoria all'aria aperta, quindi il nostro bellissimo territorio della Sardegna, con l'esercizio fisico strutturato che è finalizzato chiaramente poi al benessere e alla cura delle patologie croniche, ecco. Quindi questo è il focus di quest'anno. Ci stiamo sempre più orientando verso un esercizio fisico personalizzato, quindi adattato alla persona e alla patologia. Chi ci segue sui nostri canali social ovviamente vedrà che in questo video di presentazione non c'è solo la professoressa Massida, ma c'è anche il nostro professor Filippo Tocco, che insomma è un'altra delle parti importanti di questo congresso. Assolutamente sì. Il professor Tocco è il presidente del congresso, quindi anche lui ormai da anni siamo coinvolti insieme in questa avventura che si sta consolidando sempre di più. Il professor Tocco è anche un medico dello sport, e quindi chi più di lui, ecco, può evidenziare quelli che sono effettivamente i benefici che l'attività sportiva produce a livello proprio di benessere e di miglioramento delle condizioni di salute. Quindi ormai la letteratura scientifica è concorde nel ritenere quanto l'esercizio fisico possa effettivamente comportarsi come un farmaco a tutti gli effetti. Quindi ci sono delle patologie che rispondono poco diciamo ai farmaci. L'esercizio fisico in questo senso per alcune di queste patologie può essere utilizzato proprio come un farmaco. Le chiedo che risposta insomma avete dagli studenti internazionali, che mi diceva prima, insomma, che arrivano a Cagliari per partecipare a questo corso. Che effetto gli diamo? Cioè, nel senso, insomma, cosa dicono su Cagliari, sulla Sardegna, insomma, sul congresso in sé? Ma la cosa bella di questo congresso è che chi viene poi vuole tornare, e quindi negli anni abbiamo una sorta di congressisti che si è affezionata talmente tanto che ormai aspetta l'edizione successiva per tornare a Cagliari e tornare in Sardegna, anche perché questo congresso, come dice il sottotitolo, Unica Sport Science International Conference is more than conference, è più di un congresso, perché all'interno diciamo delle giornate congressuali sono previste tutta una serie di attività e di momenti sociali che sfruttano poi anche il territorio della Sardegna. Quindi ci sono dei momenti di socializzazione, di network creati apposta per andare oltre quello che è poi l'aspetto scientifico che ovviamente caratterizza il congresso. Però ecco, vogliamo anche valorizzare il territorio della Sardegna attraverso delle attività strutturate, quindi l'ultima giornata del congresso è solitamente dedicata a una parte pratica in cui i congressisti possono poi sperimentare direttamente quello che si studia in letteratura. Per esempio l'anno scorso abbiamo organizzato una gara di orienteering attraverso la Federazione Italiana Sport Orientamento a Batteria Boggio, che è un bellissimo promontorio situato vicino a Nora, e quindi i congressisti che vengono appunto da tutto il mondo hanno potuto ammirare anche le bellezze del territorio. Quindi questa è sicuramente una prerogativa, una caratteristica del congresso, di voler entrare proprio dentro il territorio attraverso un esercizio fisico strutturato e insomma.
Abbiamo supervisionato. un minuto per raccontare il progetto Fibrogenate, importante perché insomma si lavora con tante persone. Esatto. Tornando al focus del congresso Exercise as Medicine, si inserisce a pieno titolo anche questo progetto, un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna che è finalizzato a, diciamo così, uno studio clinico randomizzato controllato sulla fibromialgia. Quindi vogliamo, come dicevo prima, cercare di capire come l'esercizio fisico possa migliorare la condizione di salute di questa particolare diciamo, popolazione di pazienti. Sono pazienti molto particolari che molto spesso soffrono di dolore cronico e in questa tipologia di pazienti il trattamento farmacologico solitamente non ha degli effetti significativi. L'esercizio fisico invece è uno dei trattamenti che produce diciamo, dei benefici in termini proprio di miglioramento della sintomatologia del dolore. In questo progetto stiamo coinvolgendo quasi 200 pazienti che stanno svolgendo l'attività sportiva su 2 bracci di esercizio, un esercizio outdoor, quindi fatto in ambiente naturale, e un esercizio invece in palestra. Sono dei protocolli innovativi perché utilizzano un allenamento intervallato ad alta intensità dosato sulla risposta all'allenamento della paziente. Abbiamo sviluppato un'app che monitorizza l'allenamento giorno per giorno attraverso un cardiofrequenzimetro e in telemetria noi riusciamo ad avere i dati allenamento per allenamento integrati anche attraverso poi la risposta del paziente in termini di alcune scale tipiche insomma di misurazione della fibromialgia. Misuriamo il dolore, misuriamo la fatica, in base alla risposta all'allenamento adattiamo le fasi successive fino al raggiungimento del target dell'intensità, che è appunto un allenamento intervallato ad alta intensità. I risultati che stiamo ottenendo sono assolutamente ottimi, i pazienti sono molto motivati, alcuni non uscivano di casa e invece ora escono di casa, insomma, per cui c'è uno staff dietro molto, molto importante, formato da specialisti in attività motoria preventiva adattata, tirocinanti, è un'equipe multidisciplinare formata da reumatologi, psichiatri, medici dello sport, cardiologi. Quindi insomma è un progetto molto, molto importante che utilizza anche in questo caso le strutture del CUS per quanto riguarda proprio la parte diciamo indoor. Quindi un lavoro di squadra in tutto e per tutto. Tra l'altro progetto che noi se non sbaglio presenteremo il 18 di maggio con un incontro nella sala convegni al CUS Cagliari, e lì andremo un po' a dare quelli che sono i dati e ovviamente poi ne parleremo come sempre qui a Casa CUS. Grazie professoressa Miosiotis Massida, professoressa, grazie mille. Grazie. Grazie. Prima di chiudere, come sempre, vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla nostra pagina Instagram e sul nostro sito cuscagliari.it, la nostra porta d'accesso, la nostra chiave d'accesso a tutti quelli che sono i servizi e gli sport e il mondo del CUS Cagliari. Grazie al nostro Giuseppe Valdés in regia. Un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna tra 7 giorni. Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.